è il premio Psodi e la sesta corsa all'Arcoveggio di Bologna. Sono in 8 cavalli di 3 anni al via, una corsa molto molto incerta, non c'è un vero favorito, sono tanti i cavalli giocati, tutta la prima fila sotto la doppia cifra. Con l'1 Comandante V, Otello Zorzetto, 2 Cometa Petral, Marco Stefani, 3 Caviar Almas, Edoardo Baldi, 4 Conrad di Poggio, Massimo Barbini, 5 Carpe Diem Call, Alessandro Muretti, 6 Corrente Mec, Antonio Greppi, 7 Conan dei Greppi, Alessandro Dettoris, 8 Cool Feeling, Marcello Di Nicola. Autostart che entra in dirittura, si va per partire. Problemi per Comandante V. Si parte con la velocità da parte di Caviar Almas che rompe, allora è Conrad di Poggio a andare al comando nei confronti di Caviar Almas che si è ripresa al volo ma è rimasta scoperta, cerca posto lungo la corda Edoardo Baldi, posto che non trova perché gli viene negato da Cool Feeling. Conrad di Poggio in vantaggio dopo i primi 200 in 15,3. Nei confronti di Cometa Petral, Cool Feeling, Corrente Mec, quarto alla corda, Caviar Almas che retrocede, ancora Carpe Diem Call. Si vanno a completare i primi 400 metri da parte di Conrad di Poggio in 31,5. Massimo Barbini che rallenta subito il ritmo e complice anche la fila indiana che non tende a muoversi, continua a ritmo blando. Si va verso i 600 metri di corsa con Conrad di Poggio che guida in 48,3. Si viaggia sul piede dell'1,20,5 addirittura, tanto che dalle retrovie si muove con decisione Comandante V che arriva da errore. Allora Corrente Mec anticipa e va lui all'attacco di Conrad di Poggio. Allunga ovviamente il leader, 15,9 davanti alle tribune, con accelerazione secca ora. Conrad di Poggio che cerca di allungare, Corrente Mec prova ad avvicinarsi e ora a lato di Cometa Petral, poi Comandante V che fa un po' di fatica a tenere la pariglia sull'accelerazione secca del leader, 15 la curva di destra, Conrad di Poggio in vantaggio, Corrente Mec che attacca all'esterno, poi Cometa Petral chiusa lungo i birilli, ancora Cool Feeling e Comandante V, 1,19,2 il primo chilometro da parte di Conrad di Poggio che prova a scappare, 14,8 la dritta di là, cerca di mettere in difficoltà Corrente Mec che è sempre al sacchi del battistrada, chiuso lungo la corda, Cometa Petral prova a venire in terza ruota, Cool Feeling per fare l'arrivo, l'ultima curva con lo allungo da parte di Conrad di Poggio che cerca di scrollarsi di dosso Corrente Mec, Cometa Petral che aspetta l'open stretch, Conrad di Poggio in vantaggio, lo scatto di Cometa all'interno, Corrente Mec al largo, Conrad di Poggio in vantaggio, di dentro la Cometa Petral che vince facile nei confronti di Conrad di Poggio. Al terzo Carpe Diem Call, 1,17 il ragguaglio cronometrico, 29,9 l'arrivo. Il successo di Cometa Petral, Marco Stefani, Massimo Compagno, Mauro Prospero, il successo della figlia di Ringo Starr Treb che dopo un paio di apparizioni sfortunate trova questa volta il buco giusto, l'open stretch che le permette di battere un validissimo Conrad di Poggio che se l'era data a gambe nell'ultimo giro al comando. Terzo finisce bene, buono per la prossima Carpe Diem Call.